È stata dimessa dall'ospedale di Barcellona Marta Scomazzone, sta tornando in Italia per partecipare venerdì ai funerali del fidanzato Luca Russo, attesa a Bassano per le esequie. Il racconto dell'infermiera spagnola che ha soccorso Luca Russo subito dopo l'investimento sulle Ramblas: gli ho tenuto la mano, dite alla famiglia che non è morto da solo. Trentenne padovano è partito per la Siria per combattere contro l'ISIS. Sui social il racconto delle sue giornate da combattente: non sono fatto per restare a guardare. Polemica sulla frase shock di Brugnaro al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, che entra a San Marco urlando all'Akbar che sparemo. È giusto? Nostro sondaggio sull'argomento. Caccia al pirata della strada che ieri sera a Porto Gruaro ha investito un'anziana ed è fuggito senza prestare soccorso. La donna, 68 anni, è ricoverata all'ospedale. Acque contaminate da PFAS, centinaia di adolescenti del Padovano e del Vicentino convocati in ospedale per la plasmaferesi, apprensione delle famiglie. Morto improvvisamente nella notte Don Livio Destro, 60 anni, era parroco del Duomo di Thiene, sacerdote della diocesi di Padova, aveva seguito per molti anni il mondo del lavoro. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In primo piano ancora le notizie che arrivano da Bassano. È stata dimessa dall'ospedale di Barcellona Marta Scomazzone, sta tornando in Italia per partecipare venerdì ai funerali del suo fidanzato Luca Russo, ucciso dai terroristi dell'ISIS. Intanto è attesa a Bassano per le esequie e in molti bassanesi in queste ore stanno conducendo un mesto pellegrinaggio all'obitorio per rendere omaggio alla salma di Luca. Ma ci aggiorna al telefono da Bassano Anna De Roberto. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno, siamo ancora fuori dall'obitorio, qui c'è un mesto via vai di persone che sono venute a salutare Luca, alcune hanno portato anche un fiore. Tra l'altro la cosa bella è che molti di loro non lo conoscevano, ma sono soltanto bassanesi che hanno deciso di venire a porre il loro omaggio a quello che di fatto ormai per Bassano del Grappa è diventato un eroe. Intanto in comune è in corso proprio in questo momento, mentre vi stiamo parlando, un vertice alla presenza del sindaco di Bassano Riccardo Poletto, del prefetto e del questore di Vicenza. Si sta cercando di capire quali disposizioni anche di sicurezza preparare per la fiaccolata che partirà domani alle 20:30 da Piazza dei Martiri, una fiaccolata a cui è attesa tutta la città. Si spera potrà essere presente anche Marta che si trova ancora a Barcellona, secondo le nostre fonti. Questa mattina gli ultimi esami medici per lei e poi nel pomeriggio dovrebbe partire il volo di linea che la riporterà a casa, e ovviamente se ci sono delle novità ve lo faremo sapere. Grazie dunque ad Anna De Roberto. Intanto in queste ore in rete sono state diffuse le parole molto toccanti dell'infermiera di Boston che si trovava appunto a Barcellona il giorno della strage e che ha assistito Luca Russo negli ultimi istanti di vita. Sentiamo. Dite alla famiglia di Luca che quando è morto non era solo. A parlare una bassista e cantante di Boston che vive a Barcellona ed è un'infermiera diplomata. Quando hanno chiuso l'accesso alla Rambla dopo l'attentato, lei ha chiesto di passare oltre i nastri per prestare i soccorsi, ed è in quei frangenti che gli occhi di Paola si sono imbattuti in quelli di Luca che si stavano spegnendo. Mi dispiace così tanto, ero a casa, scrive la donna sulla sua pagina social. Al primo piano di una palazzina in Calle San Paul ho guardato fuori, ho visto molta gente correre. Da un lato 5 corpi erano già coperti da un telo e a poca distanza da quelle vite già spente che Paola si imbatte in Luca. Era steso a terra, si muoveva ancora. Ho pensato che ci fosse speranza, racconta. Ho accarezzato il suo viso, gli ho sussurrato: è tutto ok. Non so perché l'ho fatto, ma volevo solo pronunciare parole di serenità. Lui mi ha guardata e poi ha fissato il cielo. Se n'è andato pacificamente, come se stesse dormendo. Mai ho avuto l'impressione che soffrisse. Dite, per favore, alla sua famiglia che Luca non era solo. E
Poi l'allarme terrorismo a Venezia in vista della mostra del cinema, arrivano anche gli autoblindo all'imbarcadero per il lido del Tronchetto. Ci aggiorna al telefono da Venezia Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, una Venezia sempre più blindata contro possibili assalti terroristici. In arrivo nelle prossime ore a Piazzale Roma un mezzo blindato per proteggere gli accessi di ingresso a Venezia. Il giorno dopo l'esternazione del primo cittadino Luigi Brugnaro, che da Rimini ha fatto sapere praticamente a tutto il mondo come il centro storico lagunare sia presidiato da centinaia di cecchini pronti a far fuoco al grido di Allah Akbar, anche Venezia come Roma e Milano si attrezza e verranno applicate nuove misure antiterrorismo. Oggi in particolare si deciderà il come e il quando, così nel corso del vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Con l'accesso a Piazzale Roma blindato, misure di sicurezza massime e controlli per la mostra del cinema, premio Campiello, regata storica e le manifestazioni previste lungo il litorale, ma non soltanto. Ricordiamo che anche gli accessi per chi arriva in auto saranno rallentati, pattugliamenti dei canali, rie del bacino di San Marco ovviamente, insomma manifestazioni e accessi nel capoluogo lagunare praticamente militarizzate, e da Venezia è tutto linea allo studio. Ecco, ne accennava Anna Maria Parisi in questo collegamento, perché stanno facendo davvero discutere le parole pronunciate ieri al meeting di Comunione e Liberazione dal sindaco Luigi Brugnaro, quelle relative appunto ai terroristi. Se entrano in piazza San Marco, chi entra in piazza San Marco urlando alla Akbar, Gasparemo, ha detto Brugnaro. Sentiamo. Se tu corri in piazza San Marco e gridi all'Akbar, fai 4 passi e ti abbattiamo, cioè noi ti abbattiamo, abbiamo i cecchini, ti abbattiamo. Abbiamo aumentato le difese. L'ha ripetuto per ben 2 volte consecutivamente il messaggio tra provocazione e rassicurazione del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, questa mattina nel corso del convegno sulla demografia direttamente dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Superfluo dire come la cosa abbia indispettito diversi tra i presenti, suscitando risatine di rimprovero e scherno come quelle del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, dalle battute per i più fuori luogo e decisamente imbarazzanti. No, intanto spero che, adesso dirò a qualche romagnolo che va in piazza San Marco di non urlare Romagna mia, perché non si sa mai. Ma incurante di tanto sarcasmo e derisione, Brugnaro dal canto suo tira dritto, volendo così tranquillizzare quanti tra residenti e turisti popolano il centro storico in Laguna, dove la sicurezza è stata potenziata, rassicura. Adesso lo aumenteremo ancora, perché dobbiamo dare la sensazione alla città, alla cittadinanza, che noi ci siamo, che vogliamo reagire. Così nel giorno del rientro a Bassano della salma di Luca Russo, martire del terrorismo a Barcellona, come è stata la veneziana Valeria Solesin al Bataclan di Parigi. La memoria di questa ragazza è in 2 parti. Una, ricordiamo dei terroristi disgraziati e vigliacchi, che in Italia devono essere battuti, quantomeno pensiamo a casa nostra e continueremo. E oggi anche da Rimini l'idea di Brugnaro sul presidio militare anche lungo i confini. Con un blocco navale umanitario dove noi salviamo le persone in mare, ma poi non possiamo consentire che tutti possano venire. Anche in Zambia ti chiedono il passaporto per entrare. Ecco, proprio a questo argomento è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Prego la regia di mandare in onda i numeri che vedete appunto in sovraimpressione, se è giusto secondo voi quanto ha detto il sindaco Brugnaro. 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, 162 6690 se per voi la risposta è no. La chiamata è gratuita, ma abbiamo una notizia che è arrivata proprio in questi istanti in redazione. Un cittadino marocchino proprio in questi minuti sarebbe asserragliato in un palazzo di Jesolo nella zona di Piazza Milano. Quest'uomo avrebbe prima coltellato delle donne, poi si sarebbe asserragliato nell'edificio da dove i carabinieri intervenuti sul posto sarebbero cercando di stanarlo. Ancora al momento non si conoscono informazioni sul numero e sulle condizioni delle
persone ferite. Ecco, stiamo vedendo il video che ci è arrivato proprio in questi istanti in redazione, questa persona serragliata, come lo vedete siamo nei pressi di Piazza Milano a Jesolo. L'uomo, ecco, le sto vedendo assieme a voi, quella persona salita sul tetto dell'edificio, sembra in costume da bagno. Sotto c'è un grandissimo spiegamento di forze dell'ordine, ovviamente polizia, carabinieri stanno cercando di bloccare questa persona. Si tratterebbe, lo ripetiamo, di un cittadino marocchino che avrebbe ferito anche alcune persone con un coltello. Siamo in attesa di collegarci telefonicamente con il nostro inviato Nicola Marcato, che si trova proprio a Jesolo per tutti i ragguagli ovviamente su questa notizia. Intanto proseguiamo con il telegiornale, continuiamo a parlare di terrorismo perché in un video postato su Facebook è evidente la decisione di un trentenne padovano che vuole arruolarsi nell'esercito di liberazione curdo per combattere contro l'ISIS. Si chiama Claudio Locatelli e si fa chiamare, si è soprannominato giornalista combattente. Vediamo. In Siria da febbraio, non per aggregarsi allo Stato islamico ma per combatterlo, e un video postato su Facebook che conferma la drastica scelta di un ex studente del BO, Claudio Locatelli, 30 anni, bergamasco di origine ma padovano d'adozione. Eccole le immagini in cui lo si vede in divisa, scarponi e kefi a imbracciare il fucile per combattere il califfato nelle file dell'esercito di liberazione curdo. È lui stesso a spiegare i motivi che lo hanno portato a partire per la Siria. Ho sempre creduto che la qualità di una persona si misuri in base alla sua reazione verso l'oppressione. Se di fronte a uno stupro si resta a guardare, si è complici. La violenza contro un popolo, un'etnia, una comunità o un individuo va combattuta con tutte le nostre forze. È questa la strada intrapresa da Claudio, promettente studente di psicologia, tanto da classificarsi primo nel 2013 a New York in simulazioni di attività diplomatica. Appassionato di politica ma anche giornalista e attivo nel volontariato. Anche lui un giovane veneto che ha lasciato l'Italia ma con un obiettivo e una convinzione ben precisi: aiutare i popoli oppressi dall'ISIS e indirettamente anche la sua patria. Non a caso si definisce sui social network il giornalista combattente. Non ci arrenderemo all'oppressione e alla discriminazione, né per noi, né per questo popolo, né per tutta l'umanità. Se sarà necessario, saremo pronti a morire. E qui queste non sono parole retoriche. Nella sua pagina racconta passo passo le sue giornate e sullo sfondo paesaggi desertici, carri armati in fiamme, scenari di devastazione. Non sono fatto per restare a guardare, dice, una scelta che attira e continuerà ad attirare commenti di apprezzamento, di preoccupazione, ma anche di pesante critica. Se dovessi cadere in battaglia, non piangete. Ho vissuto una vita degna di essere vissuta, sempre pronto a donare un sorriso al servizio del prossimo. Onoratela, continuate le mie battaglie ed io continuerò a vivere. La resa non corre nel mio sangue. Ecco, ed ora ritorniamo sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa di quanto accaduto a Jesolo, dove c'è un cittadino marocchino asserragliato sul tetto di un edificio, di una villetta a Schiera a Jesolo, nella zona di Piazza Milano. Avrebbe accoltellato alcune persone. Siamo in collegamento telefonico con il nostro Nicola Marcato per tutti gli aggiornamenti. Nicola, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Mi trovo esattamente in via Danimarca, nei pressi di Piazza Milano, qui a Jesolo. Come dicevi tu giustamente, un signore della parenza età di 45-50 anni, di nazionalità marocchina, si è asserragliato sul tetto di una abitazione a 2 piani adiacente alla filiale dell'Unicredit Banca. Ha un coltello, sta brandendo un coltello in mano e sta urlando che non vuole scendere dal tetto. Prima di salire sul tetto sembra abbia coltellato 2 signore che sono già state medicate e portate al pronto soccorso di Jesolo. Qui sono giunte subito le pattuglie dei carabinieri, ce ne sono ben 5, la polizia locale di Jesolo. Adesso hanno chiamato anche i vigili del fuoco per cercare di convincere l'uomo a scendere. Dalle prime ipotesi non si tratterebbe di
un atto terroristico, ma di una lite furibonda, non si sa se con delle coinquiline o la stessa moglie del signore che si è arrampicato sul tetto. Adesso dovrebbe arrivare tra pochi minuti un mediatore per cercare di convincere l'uomo di scendere a terra. Per maggiori dettagli nelle edizioni di questa sera. Ecco Nicola, tu che sei lì e che vedi, hai qualche notizia, qualche informazione sulle due donne? Mi pare di aver capito, sono due le persone che sono rimaste ferite da quest'uomo, ferite con un coltello? Da alcune testimonianze che ho sentito qui sembrerebbero due signore che sono state accoltellate da questo uomo. Non sappiamo chi, cioè per lo bene adesso sono arrivato qui da pochi minuti, non sappiamo bene chi siano, però si tratterebbe di due signore. Ecco Nicola, ho visto un ingente spiegamento di forze dell'ordine, come dicevi tu, insomma ci sono i carabinieri, c'è la polizia, ci sono gli agenti della polizia locale. Riesci ad avvicinare qualcuno per fare un collegamento telefonico? Ci hanno assolutamente proibito di avvicinarci perché la fase è molto delicata, l'uomo si sta spostando sopra il tetto da una parte all'altra, adesso sta scendendo, sembra forse, ma non si capisce, forse sta rientrando nell'appartamento. Ecco, dalle informazioni che sei riuscito a capire Nicola, quindi questo cittadino marocchino sarebbe un residente nelle villette a schiera che vediamo nelle immagini? Nella zona, sì. Sembra che sia anche molto conosciuto, ecco adesso stanno intervenendo i carabinieri, si sono avvicinati al palazzo, alcuni hanno anche il giubbetto antiproiettile e ci fanno cenno di allontanarci, solo se l'uomo si costituisce, non sappiamo. Ah no, sta risalendo invece, da una braccia sul tetto sta risalendo e ha altri oggetti in mano oltre al coltello, una bottiglia di vino mi sembra di vedere. Una bottiglia di vino, dicevi? Sì, dicevi una bottiglia, non riesco a capire perché non si vede bene da questa posizione. Ecco Nicola, dicevi, ti hanno riferito che è una persona anche molto nota in zona, come mai? Perché probabilmente lavora qui, abita qui, ecco mi stanno dicendo di allontanarmi. È conosciuto da alcuni residenti, alcuni commercianti che hanno un negozio qui vicino, probabilmente abita nel palazzo dove è salito sul tetto. Ecco, è risalito quindi in questo momento, prima pareva che stesse per, sì, scendere. È risalito, si è seduto. Si è seduto sul tetto. Allora Nicola, noi restiamo con questo collegamento aperto, naturalmente aggiornaci finché siamo in diretta proprio su quanto sta accadendo in questi minuti a Jesolo. Intanto restiamo sul litorale perché c'è un'altra notizia di cronaca di un pirata, che è quella di un pirata della strada che ha investito ieri sera un'anziana con l'auto e poi è fuggito. Vediamo il servizio, poi torniamo subito a ricollegarci con te Nicola. L'ha investita, poi è scappato. Martedì, verso le 21, i vigili del fuoco sono intervenuti con il personale del SUEM 118 per soccorrere un'anziana 68enne finita nel fossato adiacente alla strada regionale 53, all'altezza di via Mezzatorre a Porto Gruaro, dopo essere stata investita da un'automobile pirata. Probabilmente la donna stava camminando lungo il ciglio della strada per raggiungere la propria abitazione, quando il conducente dell'auto l'ha presa in pieno, per poi proseguire la sua corsa senza prestarle alcun soccorso, lasciandola lì. Solo grazie all'allarme lanciato da alcuni abitanti del posto che hanno sentito il tonfo e allarmati sono scesi in strada per vedere cosa fosse accaduto, poco dopo sono giunti sul posto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona per garantire al personale del SUEM di stabilizzare la 68enne prima di caricarla in ambulanza e portarla in ospedale.
Ecco, c'è stato anche un altro violento scontro, è accaduto questo nel Padovano dopo cena tra un'auto ed un trattore. Un 38enne di Pozzonovo è finito all'ospedale in prognosi riservata. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro avvenuto ieri sera alle 21:40 lungo la Monselice Mare tra un'auto e un trattore che percorrevano la superstrada nello stesso senso di marcia. Ad avere la peggio l'automobilista, un 38enne di Pozzonovo che era al volante di una Lancia Y andata distrutta. Portato in ospedale, la sua prognosi è riservata. Il trattore era condotto da un 28enne di origini romene residente a Tribano. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Pozzetto in comune di Monselice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este e la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Ecco, ritorniamo quindi a Jesolo, ritorniamo dal nostro inviato Nicola Marcato. La notizia è quella che vi abbiamo più volte riferito nel corso di questa edizione dei nostri telegiornali, un fatto che sta destando ovviamente, visto il clima internazionale, moltissima apprensione. La notizia è quella di un marocchino che poco fa si è asserragliato sul tetto di una abitazione, una villetta a Schiera nei pressi di Piazza Milano a Jesolo, e poco prima di salire sul tetto di questa casa avrebbe accoltellato due donne che sono state medicate e portate all'ospedale. Il nostro Nicola Marcato si trova proprio lì sul posto davanti alla villetta. Nicola, allora che cosa sta succedendo? Sono qui, la situazione di stallo, c'è il marocchino sopra il tetto che sta urlando delle frasi, ma da qui non si riesce a sentire quello che dice perché le autorità ci hanno ordinato di stare dall'altra parte della strada. Invece vi faccio ascoltare la testimonianza di un signore che conosce di vista il marocchino. Cosa è successo questa mattina? Lei mi diceva che il signore ha accoltellato due donne prima di salire. Ma quello che è stato detto qua in strada è questo, ripeto, non l'ho visto con i miei occhi, per cui non te lo posso confermare esattamente. Si è asserragliato nel tetto, c'è un negoziatore che sta cercando di dialogare, 4 pattuglie dei carabinieri non sono al momento riuscite a fargli cambiare idea, lui sta... Ma prima di salire ha ferito due donne, diceva. Sì, questa sembra che ci sia stata una colluttazione, lui è nel tetto con il coltello ancora in mano, è sporco di sangue, probabilmente ha coltellato o una o due donne, non saprei dirti di più onestamente. Ma è un residente della zona, lui è conosciuto, il signore vive qua da tempo con queste due donne, adesso continua a dire che vuole che le donne ferite vengano portate qua, che lui non scende, non tratta finché le donne non sono portate qua. Adesso abbiamo visto che è entrato in un lucernario accanto, si è preso una bottiglia di vino, se l'è portata sopra il tetto, è ferito, si vede molto sangue sulla testa al momento, però per la posizione dove si trova, per la situazione che abbiamo qua, adesso i pompieri, vedo i vigili hanno anche bloccato la strada, è difficile intervenire anche perché lui non è di una statura piccola, quindi anche far intervenire qualcuno al momento, lui è messo proprio a bordo del tetto, penso sia impensabile, bisogna che lui proprio cambi idea su quello che sta facendo. Comunque escludiamo a questo punto che si tratti di un terrorista, perché no, assolutamente, sì, questo sì. Cioè, sicuramente non è una cosa del genere, questa è solo una questione familiare tra lui e le sue conviventi che erano assieme, tutto qua. Ecco, quindi Nicola, allora è confermato che le due donne che sono state ferite con il coltello da questo marocchino, da questo cittadino marocchino, sono le sue conviventi, non si sa se la moglie o delle parenti, insomma non si tratta quindi di terrorismo. Adesso dobbiamo ancora parlare con gli inquirenti che sono intervenuti, sono qui, naturalmente sono molto impegnati e ci hanno detto di allontanarci, per cui non abbiamo conferme ufficiali, però hai sentito bene cosa dicono i passanti qui. Adesso qui c'è un sacco di gente che si è fermata per guardare e queste sono le notizie che trapelano.
Ecco Nicola, allora grazie intanto per questo collegamento, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, rimani naturalmente collegato per darci tutti gli aggiornamenti in diretta prima che si concluda questa edizione del telegiornale. Linea alla regia per la pubblicità, tra poco restate con noi. 3. Prima edizione dei nostri telegiornali, rieccoci in diretta. Vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto e trattato gran parte di questa edizione dei nostri telegiornali, del nostro telegiornale, perché c'è stato questo allarme poco fa a Jesolo, nei pressi di Piazza Milano, dove un marocchino si è asserragliato sul tetto di un'abitazione, di una villetta a Schiera, dopo aver ferito con un coltello due donne. Ovviamente si è pensato immediatamente al terrorismo, anche se man mano insomma che vengono raccolte le testimonianze quest'ipotesi sembra scemare, visto che le due donne ferite sarebbero due coinquiline, insomma due donne che vivevano assieme a quest'uomo. Potrebbe quindi trattarsi di un litigio familiare, di tipo familiare. Ovviamente al momento si tratta di ipotesi, perché sul posto sono in corso appunto le trattative da parte delle forze dell'ordine, corse in gran numero appunto in questa zona adiacente Piazza Milano, per cercare di convincere l'uomo a scendere, per cercarlo di convincere a scendere dal tetto. Allora ecco, abbiamo nuovamente in collegamento telefonico da Jesolo il nostro inviato Nicola Marcato. Nicola, buongiorno. Allora che aggiornamenti ci sono? Niente, sempre la situazione di stallo totale, i carabinieri sono qui sotto che cercano di convincerlo a scendere. Lui che sta sbraitando frasi senza senso, offendendo anche i passanti che stanno guardando la scena. Ecco, un'altra testimonianza qui. Lei lo conosce questo signore? No, non conosco di vista. Cosa ha visto? Cosa ha sentito? No, sto guardando adesso, ma non ho sentito niente stamattina. So che è arrivata l'ambulanza e i carabinieri, poi questo vista che vuoi occupare tutti. Ecco, allora qui c'è un po' di confusione, c'è gente che non vuole anche parlare. Ecco, ma tu Nicola, parlando appunto con i vicini di casa, sei riuscito a capire chi è quest'uomo, che cosa faceva, che situazione familiare avesse, visto che appunto pare si sia verificato questo accoltellamento con queste due donne che erano sue conviventi? Lei ha visto? No, c'è la gente che non vuole parlare. Hanno visto, hanno sentito, ma non parlano. Ecco, tu sei riuscito a capire chi sia questo marocchino, Nicola? Qualcuno te l'ha detto? Pare che fosse abbastanza noto tra gli abitanti della zona. Sì, ma non si è capito bene, perché come vedi ho difficoltà a dialogare, cioè ci sono tanti curiosi e i residenti che sono qui forse lo conoscono in maniera approssimativa o non hanno voglia di parlare, e non riesco a capire chi possa essere. Adesso stanno cercando di parlarci, forse ci sono anche dei suoi amici sotto che hanno saputo della notizia e stanno cercando di convincerlo a scendere, ma l'uomo è fermo sul tetto. Ecco, allora la situazione è di stallo, naturalmente vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali su quello che sta accadendo a Jesolo e su come sta andando insomma questa trattativa tra le forze dell'ordine e il cittadino marocchino che, lo ricordiamo, si è asserragliato sul tetto di questa villetta a Schiera nei pressi di Piazza Milano a Jesolo dopo aver accoltellato due donne. Grazie naturalmente a Nicola Marcato che si trova appunto sul posto, grazie a voi per averci seguito. Come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Buon pomeriggio, a più tardi. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.
Splendida giornata di sole, precipitazioni del tutto assenti, clima mite ma valori termici in aumento e verso fine settimana tornerà anche il gran caldo. Sul Veneto tanto sole e bel tempo ovunque, con cieli completamente sereni salvo qualche nube alta stratificata sui settori alpini più settentrionali. Temperature in aumento, massime che saranno comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime tra 13 e 18 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Splendida giornata soleggiata e stabile ovunque, anche qui. Temperature in aumento con massime attese mediamente tra i 26 e i 29 gradi, valori minimi previsti tra 15 e 18 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui prevale il sole, salvo qualche nube alta a carattere sparso. Ulteriore aumento delle temperature con valori massimi attesi mediamente tra i 29 e i 33 gradi, valori minimi previsti tra i 13 e i 14 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti moderati sud-orientali, localmente deboli nord-orientali sul Golfo di Trieste. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.